Bentrovati, oggi continuiamo questa seconda lezione riguardante la Sardegna aragonese, evidenziando come il malcostume e la disonestà di certi baroni continuava a persistere, poiché alcuni di essi facevano pagare tributi non dovuti ai poveri naufraghi nei mari di Sardegna, soprattutto nel porto di Cagliari. A causa di queste ingiustizie, con missiva del 10 dicembre del 1361, era sceso in campo addirittura Pietro d'Aragona, re Don Pietro d'Aragona, il quale rimproverava il governatore di Cagliari di aver tollerato tale situazione, ordinandogli di proibire tutto ciò con l'emanazione di un pregone. Inoltre, se qualcuno avesse potuto vantare tali diritti, avrebbe dovuto presentarne le sue ragioni in breve tempo, secondo le indicazioni del pregone, appunto. Il cerimonioso non andava tanto leggero in quanto riteneva doveroso informare la corte affinché facesse giustizia e ordinava al governatore di porre fine immediatamente alle estorsioni, in caso contrario ci sarebbero state delle gravissime azioni penali. Tutto ciò è testimoniato nel mio Sardegna Storia e Società, moderna e contemporanea, con dei documenti integrali, per trovarli integralmente. Bene, potremo continuare questo tema evidenziando come con una successiva missiva dell'11 dicembre del 1361 Don Pietro d'Aragona continuava la sua vigilanza, ferrea vigilanza, una vigilanza attuata con forza, potremmo dire, riprendendo ancora aspramente il governatore di Cagliari e Gallura per aver tollerato le azioni opache di alcuni baroni, i quali estorcevano dei diritti a titolo di passaggio per gli animali, per le merci, il grano e tutti i generi alimentari, sia per mare sia per terra, quindi facevano pagare dazio in ogni settore. Per queste ragioni ordinava al governatore di mettere fine a queste ingiustizie, appunto, attraverso un bando e di attuare pene esemplari verso coloro i quali non avessero rispettato le prescrizioni senza creare problemi ai baroni in regola con i loro diritti in virtù delle regie concessioni. Anche questo documento è presente nel mio lavoro, presente integralmente, lo potete trovare. Quindi potremmo rammentare come il governatore di Cagliari Gallura era rappresentato dalla stessa persona. Inoltre nel 1418 il governatore era diventato viceré di Sardegna, quindi questa è una data importante che dovremmo sottolineare, evidenziare. Come abbiamo visto, catalani e aragonesi avevano sofferto tanto per diventare padroni di tutto il regno di Sardegna. Infatti, solo dopo Sabattalla Desidori del 30 giugno 1409, la presa di Oristano del 1410 e la vendita del giudicato di Arborea del 17 agosto del 1420 erano giunti al controllo totale. Evidenziamo come nel 1421 veniva convocato il Parlamento a Cagliari, il quale rappresentava la pace e il dominio catalano in Sardegna. In questi anni la Sardegna era molto povera e solo Cagliari, potremmo dire, grazie al suo porto, quindi alle sue attività commerciali, aveva una buona economia. Mentre il sistema feudale spremeva la povera gente nei villaggi dove la pastorizia e l'agricoltura producevano assai poco, cioè scarseggiava in ogni settore, in ogni campo di natura economica, diciamo. Per alleviare l'economia,
si era pensato di inventare un sistema di rotazione comunitario delle terre, ovvero il vidazzone e il paberile. Il vidazzone era una delle parti in cui era diviso il feudo sardo. Ogni anno nel vidazzone una parte della terra veniva data a lotti e assegnata ai coloni che la coltivavano per lo più a cereali, mentre un'altra parte, ovvero il paberile, era una messa a pastura e assegnata ai pastori. Dal momento che la proprietà privata era quasi del tutto assente, questo sistema comunitario segnerà il mondo agropastorale sardo. Negli anni precedenti, ovvero nel 1438, tutti i feudatari e i possessori di terre, case o beni appartenenti direttamente o all'odiale dominio del sovrano erano stati invitati a presentare i titoli per la formazione dei cabrei, ovvero la raccolta dei privilegi e delle proprietà dei monarchi. Diciamo che era una forma di censimento, potremmo dire. In sostanza i catalani avevano preso, o per meglio dire intrapreso, una forte politica di controllo dei beni, da loro posseduti appunto, in vista di che cosa? Di un futuro catasto. Anche questo documento lo potremmo trovare nel mio lavoro integralmente. Sempre documenti nell'archivio di Stato di Torino. Bene, nel 1460 c'è stato un contrasto tra la Castiglia e la quale aveva un'idea, diciamo, assolutistica dello Stato e la Catalogna, che voleva l'autonomia e i suoi privilegi storici. Per questa ragione i catalani avevano proclamato la Repubblica, ma i castigliani li avevano bloccati in malo modo. Questo avvenimento era riflesso, potremmo dire, anche in Sardegna, poiché i nobili feudatari, i quali volevano sempre maggiori privilegi, autonomia e soprattutto favori personali, si erano scontrati con i burocrati che stavano prendendo il sopravvento e volevano soprattutto mettere dei limiti ai loro privilegi. Nel Parlamento del 1421 i nobili avevano avuto maggiori poteri giurisdizionali e amministrativi poiché volevano prendere il controllo delle magistratura e influenzare gli stessi magistrati, quei magistrati reali, in modo tale da alleviare anche il potere del viceré, quindi era un'azione squisitamente politica, un'azione strategica potremmo dire attualmente. Tutto ciò era accaduto perché Alfonso V e in seguito Giovanni II non potevano controllare nel miglior modo possibile la Sardegna, in quanto stavano guerreggiando contro i continentali gli stessi catalani, ovvero le guerre intestine in Catalogna. Potremmo dire che pure per queste ultime ragioni i feudatari in Sardegna avevano preso il largo e al loro fianco erano diventate importanti le famiglie dei mercanti soprattutto catalani e sassaresi, i quali avevano acquistato anche dei feudi, in sostanza gestivano la moneta. I feudatari e i nobili erano utili al re in quanto lo sostenevano con le milizie e con le imprese, con prestiti in denari, affitti demaniali e con la riscossione del fisco. In sostanza i feudatari controllavano tutto in terra sarda.
la maggior parte delle volte il viceré era la loro espressione e i burocrati erano i cadetti delle loro famiglie, le magistrature delle città erano sotto controllo di chi? Dei baroni. Il loro potere era sorprendente, come ci mostra il fatto che nel 1444 i baroni si erano rifiutati di pagare un donativo straordinario al re e avevano addirittura ottenuto nel 1446 e nel 1452 il privilegio di potersi convocare autonomamente. Quindi stamenti, corti o bracci potevano convocarsi autonomamente senza il permesso del viceré di poter, potremmo dire, contrattare il donativo e controllare le riscossioni. Quindi qua evidenziamo il potere dei feudatari, de sos barones o deis barones. Il 3 aprile del 1459 il re Don Giacomo, con carta reale al viceré e ai diversi ministri, aveva intimato che i feudi non venissero venduti da feudatari, affinché gli stessi feudatari potessero pagare i debiti nonostante ci fosse il consenso del fisco. Quindi qua cominciamo a vedere gli intrallazzi tra fisco e consenso, per cui Don Giacomo si pone questo grande problema. Beh, fermiamoci un po' e non vendiamo i feudi. Anche questo ordine, la carta reale, è presente nel mio lavoro integralmente, come vi faccio vedere. Ok, il documento, iniziamo questa zona. Diciamo che abbiamo tutti i documenti. Bene, con il passare del tempo, il potere aveva dato vita a due fazioni che possiamo chiamare due bande feudali, virgolettate. Queste due bande feudali sarde, composte da due importanti famiglie, quella del marchese di Oristano e quella dei conti di Quirra. Lo scontro era giunto nel 1469-70, quando erano passati a miglior vita il conte e il marchese, i quali avevano creato il problema per l'eredità dei feudi. Questi feudi, uniti, riunivano la metà della Sardegna, quindi un potere immenso in terra di Sardegna, in terra sarda. La contea di Quirra era aspettata a Violante, la quale era ancora una puella, era una fanciulla, lasciandola sotto la tutela del viceré Niccolò Carroz. Niccolò Carroz era suo cugino, signore di Terranova e Mandas. Niccolò aveva fatto coniugare la piccola con suo figlio Dalmazio, quindi anche in questo campo vediamo il matrimonio di interesse. Leonardo Alagon era il nipote del marchese di Oristano, scelto per l'eredità, ma il viceré non era d'accordo ed erano giunti alla guerra. Quindi potere economico. I due si erano incontrati in Uras, presso Oristano, e Alagon aveva sconfitto la milizia dei Carroz a Cagliari. Alagon era di famiglia arborense e questo fatto, questo accaduto, aveva fatto sì che nel pensiero popolare ritornasse in luce quell'idea nazionalista sarda. Infatti nel 1474 il re aveva riconosciuto il diritto di successione di Alagon, ma i Carroz non l'avevano accettata, riprendendo gli scontri, riprendendo la guerra. Potremmo dire che molti sardi
avevano appoggiato Alagón, mentre altri avevano parteggiato per i Carrots in una guerra violenta che aveva attuato, potremmo dire, dei vecchi schemi, ma ormai i tempi erano mutati e lo scontro bellico non era ben visto dalle nuove oligarchie. Qualche anno dopo, nel 1478, Alagón aveva perso la battaglia in Macomer, veniva arrestato e trasferito nella penisola iberica dove era morto in prigione. Chiudiamo questa parte sulla Sardegna aragonese e vi do appuntamento alla prossima lezione in cui tratteremo il tema attinente il dominio spagnolo in Sardegna. Spero che sia stato di vostro gradimento. Ricordiamoci sempre di tutelare, valorizzare e promuovere la lingua e la storia sociale di Sardegna in ogni suo aspetto. In buon'ora.